Dovunque arriverai, sei pioggia che gonfia le fontane, cadrai sul fondo. Maestro Grollo, la musica classica e la romanza italiana sono due mondi distinti o legati? Beh, noi abbiamo fatto un percorso attraverso la romanza italiana, perciò abbiamo preso la classica romanza che ci ha sempre portato in tutto il mondo, ma abbiamo anche considerato Francesco Sartori, che è il nuovo compositore della romanza italiana, ovvero il compositore di Con te partirò, Canto della terra ed altri brani. Perciò un omaggio a questa straordinaria ricchezza che abbiamo, che è proprio la musica e la romanza italiana, che ci distingue in tutto il mondo. E cantanti si nasce o lo si diventa? Secondo me un po' si nasce cantanti, certamente poi per diventarlo c'è un percorso difficile, non facile, però come diceva Puccini è vita gaia e terribile. Vita davvero piena che la porta in tutto il mondo. È una vita difficile? È difficile, ma dà anche delle grandi soddisfazioni. Ricordiamo sempre che noi siamo un portavoce della cultura italiana nel mondo e questo per noi è anche una grande forza. Quello che abbiamo, queste colonne della cultura italiana, una di queste, l'opera lirica italiana, è importante che tutto il mondo, e tutto il mondo ci rispetta per questo, è importante, dicevo, che tutto il mondo continui a godere di questa grande ricchezza che l'Italia ha. E se un giovane volesse intraprendere questa strada, che consiglio gli può dare? Beh, il consiglio di intraprenderla con grande entusiasmo, sicuramente, però sapendo già che ci vuole molto spirito di dedizione e di sacrificio. Questo è fondamentale.